Tragico frontale all'ora di cena, muore una donna di Mirano. Altro dramma sulle strade del Milanese poche ore dopo lo schianto in cui domenica mattina ha perso la vita tra Spinea e Olmo di Mira Andrea Baldan di Borbiago. Non ce l'ha fatta nemmeno Elena Favaretto, 60 anni, milanese di Ballò, intrappolata nella sua auto dopo un pauroso frontale in curva in via Scaltenigo a Milano. Era alla guida della sua utilitaria quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrata semifrontalmente con un'altra vettura che giungeva dal senso opposto. L'urto è stato devastante. La macchina è stata scaraventata a bordo strada. La conducente è rimasta incosciente al posto di guida. Subito sono scattati i soccorsi, allertati dall'uomo al volante dell'altra auto, contuso ma non in maniera grave. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre la ferita dalle lamiere contorte della sua auto. La sessantenne, però, è morta durante la nottata per le gravi ferite riportate. Poche ore prima, in un altro incidente, è morto Andrea Baldan. Il 45enne di Borbiago è finito con la sua macchina nel canale gonfiato dalle piogge degli ultimi giorni che corre lungo la provinciale che porta a Marghera. È rimasto intrappolato nell'abitacolo. Inutili soccorsi. La vittima era molto conosciuta a Venezia perché titolare di un negozio di calzature a San Rocco.